Oggi a Castiglione è una giornata bellissima, col sole, onoriamo San Luigi Gonzaga e per questo abbiamo realizzato l'infiorata aloisiana. Potete venire tutti perché in via Ripacastello, in questa salita bellissima, ci sono 38 tele dipinte da maestri madonnari che hanno espresso la vita di San Luigi Gonzaga e i gigli. Infiorata aloisiana, dedicata a San Luigi Gonzaga, pittorica, non di fiori, non di petali, ma pittorica perché amo conservare l'arte, quello che hanno fatto questi artisti, e una volta l'anno, solo per 2 giorni, si potrà vedere, mostrare tutta la loro bravura, il sentimento e l'espressione artistica verso questo santo protettore della gioventù mondiale. Diciamo che l'estate castiglionese è molto nutrita, a me piace paragonarla a una corona dove si incastona anche questo bellissimo gioiello che è l'infiorata aloisiana, che assieme al concorso internazionale pittorico il Giglio d'Oro fa da corredo un po' a tutte le manifestazioni del periodo. Il dottor Mattia Schissing assieme alla moglie Lucia Zanotti guidano anche l'associazione Gemellaggi, che è reduce da un fine settimana molto impegnativo, e oggi diciamo che questo fine settimana si conclude con il concorso. Alle mie spalle peraltro c'è una bellissima striscia di meravigliose opere d'arte che è l'infiorata aloisiana, e sotto il portico della nostra bellissima piazza, del nostro agorà cittadino, si sta svolgendo il concorso pittorico che quest'anno ha come tema l'uomo e la forza della natura. E per quanto riguarda l'infiorata aloisiana, il terzo anno ormai è una consuetudine, quindi auspichiamo una durata negli anni, e per il Giglio d'Oro siamo solo al secondo anno, ma anche per questo tipo di evento auspichiamo una lunga vita perché è sempre molto partecipato e di altissima qualità. Il Giglio d'Oro sotto i portici in piazza Godallò è un altro evento particolare dove vengono artisti a dipingere per un tema che ogni anno cambia. L'anno scorso era dedicato alla Croce Rossa, quest'anno invece all'uomo e la forza della natura. Una ventina di artisti di ogni età, già con un lavoro semi-preparato, sono artisti italiani, francesi e tedeschi. Quindi sono tutti al lavoro, e questa sera alle 6 ci sarà la premiazione, un Giglio d'Oro molto bello, ma che è il fiore preferito di San Luigi Gonzaga.